Tavolo tecnico per rilanciare e promuovere lavori per lo sviluppo dell'area portuale, presente il Vice Ministro alle Infrastrutture. Agrigento Vendietro, l'incendio in centro storico, costato la vita a un anziano, un poliziotto che picchia e fa schiaffeggiare tra loro due migranti, un uomo che colpisce un altro in via Tenea con un bastone. Il deputato Giovanni Di Caro interviene sulla fuoriuscita di 5 colleghi dal movimento e critica la finanziaria regionale. Tornano in Sicilia gli sport di contatto, via libera pallacanestro e calcetto. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. A Porto Empedocle, tavolo tecnico tra il Ministero delle Infrastrutture, l'Autorità del Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, il Dipartimento Marittimo della Sicilia Occidentale e la Capitaneria di Porto. A fare gli onori di casa il sindaco Ida Carmina. L'incontro mira a rilanciare e promuovere i lavori per lo sviluppo dell'area portuale. Il nostro direttore Arturo Cantella era lì. Si è svolto stamani presso il municipio di Porto Empedocle un importante tavolo tecnico sul futuro dello scalo portuale. Presenti i rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture, l'Autorità del Sistema Portuale del Mare della Sicilia Occidentale, il Dipartimento Marittimo della Sicilia Occidentale, la Capitaneria di Porto. A fare gli onori di casa il sindaco Ido Carmina, che ha voluto fortemente l'iniziativa cui ha partecipato il ministro Cancellieri. Ci sono opportunità di sviluppo da tutti i punti di vista. Innanzitutto mi fa piacere che oggi qui ci sia il Presidente Monti, perché lo voglio ringraziare, perché da Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale non si occupa soltanto della maggiore possibilità che è data dal Porto di Palermo, ma anche della portualità che riguarda la sua autorità ma che è distaccata da Palermo. E questo è un fatto importante, perché devo dire che invece alcuni suoi colleghi si concentrano di più sui porti principali, lasciando un po' da parte quelli secondari. Non è un fatto relativo. Dall'altra parte è lo sviluppo ovviamente delle possibilità crocieristiche. Qua è una zona della Sicilia che è importantissima, si può sviluppare ancora di più e deve avere questa capacità di poter attrarre flussi turistici. Questo cosa significa? Significa che se guardate i numeri dal punto di vista dell'indotto che si può sviluppare nelle attività ricettive in tutte quelle città che hanno avuto uno sviluppo crocieristico, potete capire quali ricchezze si possono cominciare a fare. Quindi adesso il Ministero delle Infrastrutture insieme con l'autorità portuale deve lavorare a stretto giro per riuscire a recuperare il maggior numero di possibilità da questo punto di vista e mettere a disposizione di un territorio che comunque è bellissimo quelle che devono essere la riconoscibilità fra i turisti nel mondo. Quindi c'è tanto da lavorare. Oggi parte una nuova stagione di lavori che non sono più quelli del porto, ma che devono essere invece quelli fatti sulle scrivanie del Ministero per riuscire a portare più gente possibile. Io sono fiducioso, questa è una parte della Sicilia che può avere finalmente un grande riscatto e questa è un'infrastruttura che secondo me ci darà tante soddisfazioni. Amplificata anche dall'arrivo della notizia della zona ZES, importante. Ma questo è un lavoro che ha fatto il ministro Provenzano insieme con tanti, con i sindaci, insomma, anche con la regione, per carità, perché è giusto riconoscere un lavoro corale che dà assolutamente delle prospettive inimmaginabili. Ora le zone economiche speciali una volta nominati i commissari dovranno cominciare a correre immediatamente. Noi siamo purtroppo una regione che ha tantissimi problemi dal punto di vista della ripartenza. Il Covid devo dire che rispetto agli atavici problemi della Sicilia poi alla fine è l'ultimo, ecco. Però noi non stavamo meglio certamente anche prima del Covid-19, quindi adesso mettiamoci a lavorare. Questa deve essere davvero una ripartenza importante e lo dobbiamo fare facendo sinergia fra tutti. Quindi lo dicevo ieri in visita al viadotto Imera sulla Palermo-Catania, che piano piano sta diventando sempre di più. Le polemiche non costruiscono infrastrutture, le polemiche non costruiscono sviluppo e le polemiche non si possono mettere dentro nessuna pentola per farla cuocere e mangiarla dopo. Le polemiche fanno solo polemica. Ma la cosa positiva innanzitutto è che ci si incontra con il sindaco, con il vice ministro Cancelleri, con il prefetto, con tutte le istituzioni che concorrono con l'ammiraglio Isidori,
territori, la Capitaneria di Porto, l'Autorità Marittima, con il Comandante Fusco, tutti coloro che insieme stanno definendo e disegnando questo importante progetto di riqualificazione da un lato e di rilancio dall'altro per parte mia del porto di Porto Empedocle, per il resto dei componenti del tavolo per il rilancio di un intero territorio. Io sono felice oggi di essere qui, sono felice di aver portato il decreto con il quale, dopo le demolizioni che abbiamo effettuato in ambito portuale, inizieremo i lavori di costruzione della nuova stazione marittima. Abbiamo disegnato e siamo in fase di progettazione definitiva il nuovo molo per le crociere, abbiamo chiuso l'accordo con le più importanti compagnie di crociera per inserire nella mappa degli itinerari il porto di Porto Empedocle e quindi i territori. Abbiamo in questi anni iniziato a far attraccare diverse imbarcazioni, diverse navi da crociera qui a Porto Empedocle, abbiamo avuto dei feedback molto positivi e quindi siamo felici e trovo che giornate come queste siano importanti per fare il punto della situazione e per capire come insieme andare avanti. Lo dirà a breve il Presidente Monti, perché esporrà quello che è il piano industriale e turistico per la nostra città, e io purtroppo il Covid ci limita nella possibilità di entrata, ho fatto anche mettere delle casse fuori per far sentire a tutti i nostri concittadini qual è il piano dell'autorità portuale di sistema e la Sicilia occidentale per questo Paese, ma non solo per questo Paese, perché effettivamente può essere volano di sviluppo di tutta la Sicilia del Sud e della provincia di Agrigento. Diceva l'onorevole Sinesio, occhio al porto, ma è vero, perché noi siamo in effetti a ben pensarci, a proiettare lo sguardo un po' più in là. Noi siamo la porta d'ingresso di un intero continente, con quello che c'è di negativo, ma anche con le potenzialità che questa situazione ci offre, soprattutto oggi che vanno potenziate le vie del mare. Questa è una giornata molto importante perché verranno illustrati quelli che sono i progetti che l'autorità portuale sta cercando pervicacemente di portare avanti in un quadro sinergico molto attento al territorio. Devo dire che è in atto una grande attività di infrastrutturazione di territori che un pochino in passato hanno sofferto magari di poca attenzione dal punto di vista della politica infrastrutturale, e si sta cercando quindi di rilanciare anche tutto il tessuto circostante, perché gli investimenti che verranno illustrati, ovviamente le attività che verranno illustrate, ci fanno comprendere come anche quest'area, che merita un posto di primo piano nel panorama turistico soprattutto nazionale, deve per forza essere attenzionata sotto questi profili. Inchiesta sui migranti schiaffeggiati, sarebbe stato sollevato dall'incarico, non presterà più servizio nel centro d'accoglienza dove si sono svolti i fatti. Si tratta del poliziotto che ha schiaffeggiato e fatto schiaffeggiare a vicenda 2 tunisini ospiti della struttura di Agrigento, da dove avevano tentato la fuga. Il poliziotto è stato ripreso in un video che è diventato virale. C'è il servizio. È diventato virale il video che riprende un poliziotto mentre schiaffeggia un immigrato e costringe altri profughi a schiaffeggiarsi a vicenda come punizione per avere tentato la fuga da un centro di accoglienza. Ospite, e devi rispettare la legge, ok? Tu dai uno schiaffo a lui. Dai uno schiaffo a lui. Schiaffo a lui. No, così è schiaffo. Ok, su a lui. Vuoi iniziare tu? Vuoi iniziare tu? No. Dai al silenzio. Schiaffo! No! Così è schiaffo! Uomo! Fai l'uomo! Come noi! E allora non uscire di qua! Ok? Finito? La vicenda già nota ha portato all'iscrizione dell'agente nel registro degli indagati con l'accusa di abuso dei mezzi di correzione dopo la segnalazione fatta dalla questura alla procura di Agrigento. Il poliziotto è stato anche sollevato dall'incarico, non presterà più servizio nel centro di accoglienza dove si sono verificati i fatti.
Mercoledì pomeriggio, secondo quanto disposto dal GIP Alessandra Vella e chiesto dal pubblico ministero Cecilia Baravelli, si terrà l'incidente probatorio. 5 dei tunisini, fra cui i 2 che sarebbero stati costretti a schiaffeggiarsi fra di loro, saranno interrogati dallo stesso GIP, dal PM e dal difensore del poliziotto indagato, l'avvocato Daniela Posante. Incidente mortale sabato notte a Palermo, un ragazzo di 17 anni, Agostino Cordovino, che stava attraversando la strada in viale Regione Siciliana all'altezza di Mediaworld, è stato investito da un'auto guidata da una giovane 21enne alla guida di una Dacia Logan. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno cercato di rianimare il ragazzo, ma senza riuscirci. Le indagini sono condotte dagli agenti della Polizia Municipale della sezione infortunistica. La Procura ha aperto un'inchiesta sulla morte di Salvo Mauceri, 22 anni, morto ieri notte in un incidente stradale sulla provinciale tra Siracusa e Avola. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Municipale, Mauceri, che si trovava a bordo della sua moto in prossimità di una rotatoria, ha perso per cause da accertare il controllo del mezzo. Violento l'impatto con l'asfalto, inutili i tentativi dei soccorritori. A Cefalù un uomo di 55 anni, Santo Durante, è morto annegato, forse a causa di un malore. L'uomo, originario di Santa Flavia ma residente in Germania, è stato recuperato, ma per lui non c'è stato nulla da fare. La tragedia si è consumata ieri. La Marina Militare ha trovato il relitto del peschereccio Nuova Iside in fondo al mare. Era scomparso il 13 maggio scorso nel mare di San Vito Lo Capo con 3 persone a bordo. Intanto le indagini proseguono nel valutare una collisione con la petroliera Vulcanello, che era in navigazione nello stesso tratto di mare. In particolare bisognerà stabilire se alcune tracce di vernice bianca ritrovate dai RIS dei carabinieri sulla prua della petroliera appartengono alla Nuova Iside. C'è il servizio. Le immagini gentilmente forniteci dal capitano di corvetta Stefano Febbraro dell'ufficio stampa della Marina Militare Italiana ci mostrano quanto giace a quasi 1400 metri di profondità del peschereccio di Terrasini, paese in provincia di Palermo, Nuova Iside, relitto individuato grazie all'impiego sinergico di mezzi sofisticati della Marina Militare con il supporto nelle ricerche ad opera della Guardia Costiera. Il Nuova Iside è stato rinvenuto a circa 30 miglia a nord della città di Palermo grazie ai sensori della nave Numana e per merito di un veicolo filoguidato del COMSUBIN, Comando Subacquei e Incursori. Ricerche iniziate sabato 30 maggio scorso impiegando nel tratto interessato la nave fregata denominata Carabiniere, sempre della Marina Militare Italiana, che aveva individuato un'area di possibile presenza dove poi la cacciamine Numana ha potuto compiere ulteriori ricerche. Sondaggi resi particolarmente difficili e complessi a causa delle condizioni meteo non ottimali, ma anche per la profondità del fondale, delle forti correnti marine e per l'incertezza della posizione dell'affondamento. Noi abbiamo atteso qualche giorno dopo aver fornito la notizia in breve per dare maggiore approfondimento e per questo ringraziamo l'ufficio stampa del Ministero della Marina Militare Italiana per averci fornito questo preziosissimo contributo visivo. Alla conferma che trattasi del Nuova Iside si è giunti grazie ad alcune immagini ritraenti il nome dell'imbarcazione scritto sulla fiancata. Le immagini e il restante materiale ritrovato, come riporta il comunicato ufficiale del Ministero, sono state messe a disposizione dell'autorità inquirente. L'amministrazione comunale ha il dovere di interrogarsi su quali sono le soluzioni idonee da attuare, così scrive in una nota stampa il segretario della CGIL Agrigento, Alfonso Buscemi, in riferimento all'incendio all'interno di un'abitazione del centro storico in cui ha perso la vita una persona. I mezzi dei vigili del fuoco non sono idonei a muoversi tra le viuzze del centro storico agrigentino. Poi Buscemi cambia pagina e si sofferma sulla vicenda che vede un poliziotto indagato per aver colpito e fatto schiaffeggiare tra loro 2 migranti. Colpisce in modo particolare, scrive il segretario della CGIL, l'affermazione "siete ospiti e dovete rispettare la legge". Significa che se erano agrigentini o semplici italiani a commettere qualche reato cambiava qualcosa? E infine, altro fatto di cronaca, l'immagine di una persona che colpisce un'altra con 2 colpi di mazza in viso. Ci chiediamo, sottolinea Buscemi, come si può arrivare a tutto questo, ma soprattutto pretendiamo che la pubblica amministrazione faccia il proprio dovere.
Il deputato 5 Stelle Giovanni Di Caro attacca gli ex colleghi fuoriusciti dal movimento e punta l'indice sulla finanziaria approvata dalla Regione. L'intervista del nostro direttore Arturo Cantella. Onorevole, parliamo di quanto successo alla Regione siciliana, mi riferisco a questa spaccatura all'interno dei 5 Stelle. Ecco, lei ha vissuto in prima persona, cosa è successo? Io francamente vorrei parlare d'altro. Comunque è successo che una piccola rappresentanza del nostro gruppo parlamentare da un po' di tempo a questa parte, circa un anno e mezzo, ha scelto di sostenere le tesi del governo regionale, sostenendolo con i voti in aula e avallando determinate prese di posizione. Vuoi o non vuoi, col passare del tempo questo tipo di loro atteggiamento ha portato ad una spaccatura che noi abbiamo più volte evidenziato nelle riunioni interne al gruppo. Il gruppo dei 5 ha utilizzato come alibi il fatto che uno di questi sia stato buttato fuori dal Movimento 5 Stelle per le mancate restituzioni, e noi sappiamo bene che è un modo abbastanza semplice per essere espulsi dal movimento e non restituire parte dello stipendio che noi dedichiamo a beni e servizi di pubblica utilità. Anche qui a Porto Empedocle ci stiamo interessando di un quartiere, verrà implementato un parco giochi, ma anche tante altre iniziative. Abbiamo pubblicato un comunicato stampa proprio ieri su quello che abbiamo fatto grazie alle nostre restituzioni. Dicevo, è stato espulso dal movimento, gli altri 4 hanno utilizzato come scudo umano il collega che è stato espulso dal Movimento 5 Stelle per creare un nuovo gruppo parlamentare dentro il palazzo. Ora, il mandato che ci hanno dato i cittadini è stato abbastanza chiaro. I siciliani hanno scelto di essere governati da Musumeci e a noi purtroppo ha relegato un ruolo di opposizione. Questi 5 hanno cambiato le carte in tavola, hanno bypassato quello che era il volere dei siciliani e hanno creato un gruppo all'interno dell'Assemblea regionale siciliana. Questo è quanto. Adesso le chiacchiere stanno a zero perché Musumeci ha una super maggioranza in aula, perché ha bisogno, può anche fare riferimento ai voti di questi 5 fuoriusciti, quindi l'invito che abbiamo fatto noi al Presidente della Regione Musumeci è quello di applicare il suo programma, di venire in aula a e dire quello che è stato fatto finora del suo programma e noi poi ne trarremo le conseguenze. Abbiamo fatto un calcolo, Musumeci ha fatto circa il 10% di quello che era il suo programma, quindi necessariamente noi successivamente all'esposizione di quello che ha fatto Musumeci durante questi quasi 3 anni proporremo la mozione di sfiducia al Presidente della Regione. Onorevole Di Caro, parliamo di questi fondi per il Covid-19 dal 30 aprile, 2 maggio, insomma non è arrivato ancora nulla, tante promesse fatte, lanci, titoli di giornali, ma ancora le aziende, le imprese non hanno ricevuto un euro, come mai? Ovviamente noi l'abbiamo ripetuto più volte in aula, ma anche con diversi comunicati stampa, dicendo che la finanziaria del governo Musumeci, che Musumeci stesso ha chiamato finanziaria di emergenza Covid, era una finanziaria fatta con i soldi del Monopoli. Il tempo ci ha dato ragione, ancora non è stato speso, non è stato impegnato nulla di quella finanziaria. Aveva promesso il governatore 100 milioni per i comuni siciliani, finora ne sono stati soltanto impegnati e spesi 30 milioni, gli altri 70 dei fondi POC difficilmente riusciranno ad essere rimodulati, così come tutti gli altri fondi e stanziamenti promessi con la rimodulazione dei fondi POC. Abbiamo scoperto qualche giorno fa che la Sicilia è l'ultima regione d'Italia a non aver ancora presentato questa benedetta riformulazione o riprogrammazione dei fondi POC. Noi abbiamo un sospetto, il sospetto è quello che alcune rimodulazioni, e lo abbiamo anche detto in precedenza, non siano applicabili così come sono state presentate. Un esempio banale, non puoi andare a finanziare i buoni spesa, che sono sì sacrosanti, con i soldi destinati alle infrastrutture. Quindi c'è stata una grande ipocrisia di fondo che sarà svelata a breve, cioè quando davvero i siciliani capiranno che delle promesse del governo Musumeci in finanziaria non è rimasto praticamente nulla.
Continuano ad essere confortanti i dati sull'andamento dell'epidemia di Covid-19 in Sicilia. Nell'isola anche oggi nessun nuovo decesso per il virus, secondo i dati estrapolati dal bollettino della Protezione Civile Nazionale. Gli attualmente positivi nell'isola sono 141, i malati ricoverati con sintomi sono 20, 6 quelli in terapia intensiva. Il numero dei decessi resta fermo a 280, cresce di un'unità il numero dei guariti che sale a 2.651. Nelle ultime 24 ore infine sono stati processati altri 1.104 tamponi, non ci sono nell'Agrigentino nuovi contagi da Covid-19 e questo quanto fatto sapere dall'ARSP nel consueto report giornaliero. Nella giornata di oggi è stato validato un solo tampone, non ci sono neppure dei nuovi guariti da coronavirus. La Regione prepara il grande rientro dei dipendenti dallo smart working in ufficio dal 29 giugno. Lello Casesa. Se a Roma il governo centrale tramite la ministra Dadone si pensa ad una proroga dello smart working oltre il 30 luglio, in Sicilia la regione si prepara dal 29 giugno a far rientrare il poderoso personale in tutti gli uffici della regione, enti vigilati ed altro, dopo la vibrante lettera del presidente della regione Musumeci alla sua assessora Bernadette Grasso. Dunque dalla prima settimana di luglio, quasi in piena estate, gli uffici regionali si preparano ad accogliere la massa di dipendenti che troveranno in giacenza nelle loro scrivanie carpette e lavoro arretrato da smaltire prima possibile. Questa settimana servirà da fase cuscinetto preparatoria, durante la quale i dipartimenti comunicheranno quelli tornati in ufficio e le criticità connesse al rientro al lavoro, mentre quella del grande rientro sarà la settimana che inizia il 29 di giugno. In questa fase, dichiara l'assessore alla funzione pubblica Grasso, bisognerà aggiornare i documenti per la valutazione del rischio, capire se bisogna mettere ad esempio un separé nelle stanze o acquistare qualche mascherina in più. Molti dipartimenti sono già pronti ed attrezzati. L'assessore Grasso e il dirigente del Dipartimento della Funzione Pubblica Giovanni Bologna hanno incontrato i sindacati il 10 giugno, ribadendo che secondo l'assessore e la Regione il 20% è già in ufficio in tutti i dipartimenti. Sarà necessario probabilmente recuperare risorse per piccoli adeguamenti delle stanze, come chiesto anche dalle sigle sindacali CGIL, CISL, UIL e CISAL. Da parte mia, osserva la Grasso, c'è la massima disponibilità a incontrare i sindacati con i quali in questi mesi c'è sempre stata una grande collaborazione. Voglio però rassicurarli su un punto: questa è solo un'accelerazione sui numeri di un rientro che comunque era già stato programmato nell'incontro del 10 giugno. La ministra da parte sua dichiara il contrario del governatore Musumeci, che lo smart working ha prodotto maggiore produttività e la pubblica amministrazione sarà lo slancio per far ripartire il paese. Vedremo dunque cosa succederà. Turismo in crisi, flash mob a Taormina dei lavoratori stagionali, solo il 15% troverà lavoro alla riapertura delle strutture che avranno il coraggio di farlo. Vediamo. Flash mob nel fine settimana a Taormina dei lavoratori stagionali della Fisascat CISL di Messina per chiedere un intervento di sostegno per il settore al governo regionale e al governo nazionale. La stagione è stata pressoché cancellata per molti, tanti alberghi sono rimasti chiusi e solo pochissimi riapriranno, sostengono Salvatore D'Agostino e Pancrazio Di Leo della Fisascat CISL Messina. I contratti di lavoro bloccati, a marzo non sono partiti quelli per gli stagionali. 10.000 i lavoratori interessati nel comprensorio di Taormina. Solo il 15% degli stagionali, è la nostra stima, troverà lavoro alla riapertura delle strutture che avranno il coraggio di farlo. E se non riapriranno i contratti, questi lavoratori potranno tornare ad avere un reddito solo ad aprile 2021. Quando partirà la nuova stagione turistica. Oggi siamo qui in piazza a manifestare con i lavoratori del turismo, commercio e servizi, cioè dovuto alla situazione che si è venuta a creare al Covid-19. Oggi la gente è senza indennità di disoccupazione, senza ammortizzatore sociale e senza lavoro. Le attività stanno cominciando ad aprire e soltanto il 15% dei lavoratori troverà posto di lavoro. Purtroppo stanno vivendo una situazione personale drammatica nel silenzio assoluto di tutte le istituzioni, sia regionali che nazionali.
hanno portato pure tanti slogan, ognuno di loro veramente ha centrato il vero senso del momento e ci auguriamo che questi slogan possano essere recepiti da chi di dovere. Ci si aspetta anche una risposta a livello regionale, non solo nazionale, le promesse e non i fatti, soltanto promesse. Avevano stanziato 10 milioni di euro per questi lavoratori, ad oggi ancora non si ha notizie di quando arriveranno e come saranno stanziati, e che vengano finalmente riconosciuti tutti i lavoratori del settore del turismo, non solo una parte come è successo con i precedenti aiuti del governo. Non si placano le polemiche dopo lo scontro, l'ennesimo dai toni forti, che vede protagonista il sindaco di Messina Cateno De Luca e i consiglieri del PD, oggetto del contendere la prolungata assenza del primo cittadino che gli esponenti Dem hanno giudicato intollerabile. Come è noto, De Luca è impegnato ad assistere l'anziano padre malato e non ha risparmiato attacchi a chi aveva contestato la sua scelta di allontanarsi da Palazzo Zanca. Sfiduciatemi, ha detto De Luca al PD, Messina sta andando avanti senza di me. C'è il servizio. Il coraggio ce l'abbiamo, ancora non si sono concretizzati i tempi perché non sono passati i mesi necessari per poterlo fare. Nel momento in cui questo sarà possibile sarò io il primo a farlo, soltanto che mi deve dare del tempo, perché in questi 2 anni ci ha dato tanto di quel lavoro da fare per trovare le motivazioni, che ce ne sono davvero una infinità, per poter allegarle a quella che sarà la nostra richiesta di mozione di sfiducia, che è semplicemente doverosa, e si parte dalla campagna elettorale, perché molte cose che ha promesso alla città, che poi l'ha eletto in base a quel programma, non si sono concretizzate, anzi è stato completamente stravolto da quella che è stata poi l'azione amministrativa. Quindi se vuole sfidare, e non abbiamo nessun problema a raccogliere il guanto in questo senso, ed è una cosa che già avevamo in mente e che è coerente con quella che è stata la nostra azione in aula, che è completamente in contrapposizione con questo modo di vivere la vita politica amministrativa di questa città. È una bella proposta, vediamo un po' se riusciamo a affrontare le firme. Il problema è non sfiduciare, ma arrivare in aula e poterla fare passare la mozione di sfiducia, perché altrimenti si rafforza il sindaco. Siccome il sindaco è molto scaltro nelle tecniche di comunicazione, noi presentiamo la mozione, poi non passa e noi siamo quelli che remano contro la città. Allora diciamo al sindaco: intanto tu torna il 5 luglio e poi ci vediamo in aula. Adesso la pubblicità, tra poco vi aspetto. Una start-up siciliana ad Abu Dhabi, si tratta di un progetto di monitoraggio delle infrastrutture. C'è il servizio. La start-up innovativa TemLab dell'area industriale di Carini, nel Palermitano, ha sviluppato la tecnologia SHM, Structural Health Monitoring, made in Sicily, con un brevetto primo al mondo. Si tratta di sonde ad alta tecnologia installate su ponti e viadotti negli Emirati Arabi e a Budapest per monitorare il grado di corrosione dei materiali all'interno delle strutture in cemento armato, e i cui dati vengono trasmessi ad un server messo a disposizione di governi e general contractor per poter decidere di intervenire tempestivamente nella manutenzione delle infrastrutture, riducendo i costi di mantenimento. Il progetto coinvolge 2 società, la Geolab SRL, leader nelle scienze delle costruzioni, e la Network Electrical Cabling Solution SRL, NEX, di Ragusa, che fornisce tecnologie avanzate basate sul paradigma Industria 4.0, operando da System Integrator. Entrambe fanno parte del distretto produttivo Meccatronica della Sicilia. Su mandato del Ministero per le Infrastrutture di Dubai, il general contractor Rauros Management Consultants ha firmato il primo ordine a TemLab per la fornitura di una Tem Station che sarà posizionata in un ponte a Sharjah, città di 500.000 di abitanti e capoluogo di uno dei 7 Emirati, vicino a Dubai. È il risultato di un protocollo firmato dal distretto con gli Emirati e di una sperimentazione durata 2 anni. Queste aziende siciliane dimostrano di essere all'avanguardia e di godere dell'apprezzamento di paesi come gli Emirati Arabi, che mettono ai primi posti la tecnologia e la sicurezza delle proprie infrastrutture. Tornano in Sicilia gli sport di contatto, via libera anche per pallacanestro e calcetto. Carmelo Lentini. Se n'era parlato nelle scorse settimane, adesso anche gli sport di contatto hanno ricevuto il via libera. Si tratta delle discipline calcio ad 11, calcio a 5, basket ed altre ancora che in Sicilia si potranno svolgere senza problemi.
L'ok è arrivato dall'assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, Mallio Messina, d'intesa con il collega di giunta con la delega alla salute, Ruggero Razza, che ha firmato il decreto. Il presente decreto, si legge nel documento, conserva la propria efficacia e validità fino ad eventuale differente valutazione dell'andamento epidemiologico nell'isola e comunque fino a nuova disposizione. Il decreto degli assessori Messina e Razza è stato notificato per conoscenza anche all'ANCI Sicilia, alle aziende sanitarie e alle federazioni sportive di settore. Con questo provvedimento il governo Musumeci vuole dare una risposta alle diverse federazioni e ai tantissimi appassionati che da tempo chiedevano di poter sbloccare una serie di discipline sportive, commentano Messina e Razza. Lo facciamo seguendo le linee del governo nazionale, ma anche del Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio epidemiologico, che ha rilevato che la regione siciliana annovera una matrice di basso rischio in base ai 3 set di indicatori relativi alla capacità di monitoraggio, alla capacità di accertamento diagnostico e di gestione di contatti, alla stabilità di trasmissione e alla tenuta dei servizi sanitari. Il decreto fase quinto all'ordinanza del Presidente della Regione Nello Musumeci dello scorso 13 giugno, che ha stabilito tra l'altro che da oggi si possono svolgere anche le attività sportive di contatto, previo decreto attuativo dell'assessore regionale allo sport, d'intesa con l'assessore regionale alla salute. Si conoscerà entro giovedì prossimo 25 giugno la decisione della Lega Nazionale Dilettanti relativa all'ammissione in Serie D del Canicattì Calcio. Vediamo. Il Canicattì ha un piede in Serie D, manca solo l'ufficialità da parte della Lega Nazionale Dilettanti FIGC, ma in virtù della media punti la squadra biancorossa del presidente Angelo Licata sarebbe in posizione utile per accedere all'interregionale. Il Canicattì, spiega la società in una nota, sembrerebbe vicino all'approdo in quarta serie. La Lega Nazionale Dilettanti, che si è riunita a Roma, ha deliberato di promuovere le 7 migliori seconde classificate a livello nazionale in applicazione del cosiddetto criterio della media punti, cioè il rapporto tra il punteggio cristallizzato e il numero delle gare effettivamente disputate nel rispettivo girone di eccellenza. Questo elenco delle società con relativa media punti che dovrebbero essere promosse in Serie D: Rotonda, Salluzzo, Sant'Agata, Puteolana, Sestri Levante, Vis Nova Giussano, poi c'è al 7° posto il Canicattì e il Corato, che è all'8° posto. Per disputare la Serie D il Canicattì prenderebbe il posto del Treppini Matese in considerazione della fusione fatta dal club biancoverde con il comprensorio Vairano, squadra che ha vinto il girone A di eccellenza del Molise, che parteciperà al prossimo campionato nazionale. L'ufficialità, conclude in maniera cauta la società, arriverà nei prossimi giorni. Ci hanno detto entro giorno 25 giugno, aggiunge il direttore sportivo Alessandro Avarello, ma spero molto presto di avere notizie certe, anche perché ovviamente stiamo fremendo. Abbiamo il sorriso stampato in faccia, ma per scaramanzia ancora non festeggiamo. Dai calcoli fatti, non solo da noi ma da parte di chiunque, nessuno dovrebbe toglierci questo posto. Tuttavia vogliamo aspettare il comunicato ufficiale per sbilanciarci, e se non dovesse andare per il verso giusto saremo pronti ad appellarci a qualsiasi tipo di ricorso per ottenere quanto ci spetta di diritto, dice Avarello. Non mi aspetto scherzi di nessun tipo, insomma la tensione è alta e si prepara un'estate calda in attesa di una decisione storica per il team biancorosso, che da 3 anni insegue la Serie D e lo scorso anno ci è arrivata vicinissimo perdendo la finale playoff ai rigori con il Biancavilla. Eccellenza sono 3 le squadre agrigentine che disputeranno il campionato: Akragas Calcio, Pro Favara e Sciacca. Carmelo Lentini. Come è noto, saranno 3 le squadre agrigentine d'eccellenza che la prossima stagione parteciperanno al torneo regionale. Si tratta di Unitas Sciacca, approdato dopo un campionato esaltante di promozione, l'Akragas e il Pro Favara. Discorso a parte per il Canicattì, che dovrebbe partire dal maggiore campionato dilettantistico nazionale, e cioè quello della Serie D. Ma vediamo come si stanno muovendo queste 3 società. Unitas Sciacca, il tecnico Vincenzo Piazza, uno dei protagonisti assoluti degli ultimi 2 campionati vincenti della squadra saccense, non sarà più il tecnico della squadra.
Impegni lavorativi non gli consentono di garantire la sua presenza costante con la squadra. Intanto cambia il vertice societario. L'ingegnere Gioacchino Settecasi è il nuovo presidente e prende il posto di Gaspare Bonsignore, che in questi 2 anni di successi ha guidato proprio l'Unitas. Nei prossimi giorni ci saranno le prime novità di mercato. Per quanto riguarda l'Agregas, con la conclusione d'ufficio del campionato di eccellenza Girone A e con il futuro da ridefinire, la compagine dei tempi potrebbe azzerare tutto. Parliamo al condizionale e ci riferiamo alla rosa dei giocatori, eccetto chiaramente quelle di proprietà. Per quanto riguarda il tecnico, sarà tutto da stabilire con l'ingresso in società e delle nuove scelte che potranno fare i nuovi dirigenti. Gaetano Longo, subentrato in stagione al dimissionario Totovullo, non ha esordito sulla panchina biancazzurra per l'interruzione del campionato. Resta comunque sempre in attesa di una possibile riconferma. Se ne parlerà nei primi di luglio con le idee più chiare. Per quanto riguarda invece il Pro Favara, la compagine giallo-blu guidata da Giovanni Falsone, anche lui da riconfermare, sta buttando le basi per una dirigenza più solida. La squadra del presidente Rino Castronuovo ha registrato in questi giorni l'ingresso in società di Salvatore Marrone. In una recente dichiarazione Rino Castronuovo ha ringraziato i propri tifosi e annuncia una squadra con l'intenzione di concorrere per la vittoria del campionato di eccellenza Sicilia e tornare presto in Serie D. Con questo è tutto, non c'è altro, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.